Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4. Esortazione alla santità. E tutto questo, frate mio, voi avete già imparato a noi come avete comportato per piacere a Dio. E già vi state comportando così. Ma ora, in nome del Signore nostro Gesù Cristo, io vi prego e vi supplico che diventa ancora meglio e prima. Perché voi conoscete già tutte quelle istruzioni che va giurata, a nome del Signore Gesù Cristo. Questo volere suo, campate sempre in una vita digna di Dio e mantenete sempre rasate in ogni fedenzia. Ognuno campasse avvicina a moglie sua con giustizia e reverenza, senza se lasciare accavallare a tutte quelle smanie e ardenze schifose, come stanno facendo tutti quelli pavani che non conoscono Dio. Dentro a tutte queste cose, nessuno zurdasse un ganno salata, ve l'ha giurito già e ve l'ha giù avvertite con franchezza. O Signore castiga chi fa i peccati, come a chiste. Di non già chiamata a campare in de schifezze, ma in da santità. Perché queste veriche, chi smerdea tutte queste istruzioni, non smerdea nome, ma Dio stesso, che ha varato Spirito Santo suo. A carità fraterna. Perché la comporta l'amore fra voi, non vi serve che io vi scriva, perché voi stessa vita imparata a Dio, avete bene l'uno con l'altro, e state mostrando questo amore vostro, pure per tutti quegli frati nostri che stanno in da Macedonia. Ma io vi voglio incoraggiare a fare sempre meglio, sforzatevi a campare sempre in da pace con tutto quanto, pensate a tutto quello che avete promesso, e abbuciatevi a campata che vi serve per campare con tutta la fatica vostra, come vi ho fatto imparare. A così tutti quelli che non sono cristiani vi apprezzeranno per come state campando, e a così voi non camperete in coppie spalle e late. E morte e vive in un momento la venuta del Signore. Non vi vogliamo lasciare in da ciuciaria in gola a tutti quelli che sono morti, perché non continuate a essere afflitti come a tutti quelli che non tengono speranza. Noi crediamo che Gesù è morto e poi è risorto. E così crediamo pure che tutti quelli che sono morti, credendo a Gesù Cristo, Dio, e farà tornare a volta alla vita, a campare per mezzo di Gesù Cristo e farà stare insieme con esso. Tutto quello che il Signore ha fatto imparare a noi, che io voglio ricevere pure a voi. Noi che campammo e saremo ancora vivi in coppa a sta terra, quando tornerà il Signore, non avremo nessun profitto più con aquelli che sono morti. Perché in aquel giorno o Dio ci farà sentire un comando, una voce, l'arcangelo, e in un suono di trombe il Signore scenderà al cielo, e tanto tutti quelli che sono morti creeranno in da essa e risorgeranno per prima. Noi che saremo ancora vivi in questa vita, saremo portati in cielo, in nuvole, insieme con loro per incontro al Signore. E a quel momento noi staremo sempre insieme con il Signore, perché essa veriche, consolatevi l'una con l'altra, rende a tutte queste parole.